A diffusione mondiale Second Life, Sardinia Second Life, continua il successo anche di questa versione, addirittura questa volta si parla di fiori d'arancio virtuali. Natale Coffin, sposi su internet. Lui, manager sardo quarantenne da anni trapiantato nella penisola, lei maestrina 28enne tedesca. Si sono conosciuti sull'isola virtuale riprodotta su Second Life e da quel momento è stato amore. Amore vero, almeno nella loro seconda vita vissuta su internet, perché nella vita reale ognuno vive la sua quotidianità. Intanto hanno però deciso di sposarsi sul web. L'appuntamento per parenti e amici l'altro ieri sulla spiaggia della Pelosa di Second Life, dove sulla sabbia finissima hanno pronunciato il loro sì, giurandosi amore eterno. Musica di rito e infine un intenso e dolcissimo bacio, anche questo amore secondo un rito celebrato per la prima volta nell'isola di Sardinia Second Life, ma ormai molto diffuso tra gli internauti dei 5 continenti. Nulla di vero ben inteso, ma il matrimonio tra Natale e Coffin è comunque ben augurante e rappresenta questa volta in modo reale l'esigenza di comunicare e relazionarsi con il mondo, sfuggendo così ai ritmi frenetici dei tempi moderni. Ma la storia del manager sardo e della maestrina tedesca potrebbe avere un seguito. Forse si incontreranno la prossima estate, ovviamente sulla spiaggia della Pelosa, per consacrare anche davanti a Dio il loro legame, fino ad ora virtuale, o semplicemente per conoscersi meglio e brindare alla loro originale amicizia, nata per caso sul web, finché un semplice click non li separi. E vedremo come andrà a finire. Intanto vi segnalo